Benvenuti in diretta su scaritalia.com, il canale di informazione che abbiamo attivato tutti i giorni per dare informazioni, aggiornamenti, notizie. Abbiamo deciso di confermare questa rubrica per tutta la durata del lockdown. Questo perché? Perché riteniamo che c'è ancora bisogno di informarvi sulle novità, di informarci. Notizie, storie, uno sguardo al domani. Quello che cerchiamo in questa rubrica è quello di dare informazioni utili in un momento come questo in cui si sta pensando alla ripresa, guardare al domani, iniziare a farci le domande per ripartire, mettendo al centro, come sempre, la salute e la sicurezza delle persone. Quindi siamo qui e resteremo ancora qui, accompagnandovi e accompagnandoci in tutta la durata di questa fermata, fino alla fine di aprile e primi di maggio. Poi speriamo di ripartire tutti in sicurezza. Certamente ci vorrà del tempo, ma intanto vediamo in questo periodo di cercare di mettere a fuoco quelli che sono i temi importanti per la ripartenza. Abbiamo deciso di confermare la rubrica alleggerendola, rendendola un po' più leggera inserendo, quando sono pronte, le interviste. Oggi, in coda alla puntata, ci sarà un'intervista molto bella, molto interessante. Abbiamo intervistato Gianluca Magnani, direttore del personale di Fidea Farmaceutici, e gli abbiamo chiesto di raccontarci come un'azienda che sta affrontando, che è in prima linea nel combattere questa grande epidemia, come sta affrontando l'azienda, lui e la propria azienda, questa grande emergenza. E quindi raccontarci cosa sta facendo. Sono 4 minuti, ma sono 4 minuti che varrà la pena ascoltare. Cominciamo come sempre con lo spazio alle notizie dell'ultima ora. Poco prima di cominciare la diretta è arrivata la conferma da parte dell'Unione Europea della autorizzazione delle misure previste dal decreto legge 23 del 2020, misure che riguardano i finanziamenti garantiti alle imprese. Quindi quel passaggio è stato fatto e ora tutti pronti per cercare di supportare le aziende dando liquidità. Nella puntata di domani, ma soprattutto nel webinar di domani pomeriggio, ci sarà un momento di approfondimento proprio su tutte le misure di finanziamento agevolato per le aziende piccole, medie e grandi. È partita la fase 2, la ripresa. Riaperte da oggi le attività della filiera del legno con l'esclusione tuttavia della fabbricazione dei mobili. La componentistica meccanica, ma dobbiamo andare a guardare bene i codici Ateco, in particolare il codice 25, non tutti i sottocodici sono stati autorizzati, allora bisogna guardare se rientriamo tra le attività della filiera produttiva di beni e prodotti essenziali. Riaperta anche la fabbricazione di schede elettroniche e computer, riaperto il commercio all'ingrosso della carta e la manutenzione del verde. Quindi da oggi molte attività sono state riaperte. Vengono riaperte, ma dobbiamo aver chiaro che chi riapre deve mantenere e rispettare protocolli molto severi in materia di sicurezza. Quindi la sicurezza prima di tutto. Tutte le attività produttive, industriali, del commercio e dei servizi dovranno essere espletate nel rispetto del protocollo del 14 marzo per il contenimento e contrasto alla diffusione del virus, protocollo firmato tra governo e parti sociali. Quel protocollo poi è arricchito ed è stato arricchito e viene arricchito in queste ore dalle diverse ordinanze regionali. Quindi le misure previste dal DPCM 10 aprile e il protocollo devono essere integrati e sono integrati nelle diverse regioni con che cosa? Con le ordinanze regionali che in queste ore sono state emesse. Ad esempio, Veneto e Lombardia, obbligo di mascherina e guanti quando si esce e misurazione della temperatura obbligatoria per chi sta al lavoro. Nel webinar di giovedì pomeriggio dedicheremo uno spazio di approfondimento a tutte le misure in materia di sicurezza
per la ripresa dell'attività, per chi ha già cominciato e per chi si prepara a ripartire. Cercheremo di definire un decalogo di quelle che sono le regole sulla sicurezza, con attenzione anche ai temi della privacy. Bene, questi sono i temi del webinar di giovedì. Pagamenti e spedizioni. È consentito in ogni caso andare in azienda per predisporre i pagamenti ed elaborare le buste paga. Questa è una delle novità contenute nel decreto del 10 di aprile. Ovviamente nelle aziende che stanno già lavorando questo problema non si pone. Si poneva il problema per le aziende chiuse o la cui attività era sospesa. Nel decreto si chiarisce che in ogni caso, anche nelle aziende la cui attività è chiusa, è consentito andare in azienda per predisporre i pagamenti ai fornitori, predisporre i pagamenti ai dipendenti, elaborare o chiudere le buste paga. Vi è tuttavia l'obbligo di dare una previa comunicazione al prefetto e quindi attenzione, anche per le aziende chiuse vi sono la possibilità di ripartire con alcune poche attività, quelle che ho appena indicato, ma comunque con comunicazione preventiva al prefetto. Consentita poi anche la spedizione verso terzi di merci giacenti, la ricezione di beni e forniture in magazzino, sempre previa comunicazione al prefetto. Quindi anche le attività nelle aziende la cui attività è stata chiusa è consentito di fatto riaprire i magazzini. Con la riapertura dei magazzini in entrata e in uscita riparte la logistica, facendo ripartire la costituzione delle scorte. Quando sarà terminato il lockdown, le imprese potranno quindi essere immediatamente operative e riprendere a produrre. Questo è l'obiettivo che ci si è posti con il decreto 10 aprile. Riparte l'approvvigionamento, ripartono i magazzini, riparte la logistica per essere poi pronti ai primi di maggio, quando sperabilmente il lockdown sarà chiuso. Molte delle aziende che riaprono stanno definendo accordi con i sindacati per dare attuazione alle linee guida definite nel protocollo del 14 marzo. Ad esempio, Ferrari, Fiat, FCA, Luxottica, ma anche aziende più piccole. Nel webinar, dicevo, di giovedì vedremo i contenuti principali di questi accordi che possono essere un utile punto di riferimento per tutti quelli che vorranno far ripartire le proprie aziende con accordi sindacali puntuali che diano la possibilità ai lavoratori di rientrare in sicurezza. Non è obbligatorio fare questi accordi, ma può essere il modo per agevolare e dare fiducia ai lavoratori che rientrano. Queste sicuramente le notizie più importanti tra ieri e oggi, ma ce ne sono ancora altre. Appalti, nessun rinvio, nessuna novità nel decreto legge 23 del 2020 per quanto riguarda i controlli sul versamento delle ritenute fiscali nell'ambito degli appalti lavoro. Anche nella circolare che è uscita nelle ultime ore dell'Agenzia delle Entrate nulla si dice su questo, quindi restano ferme le disposizioni del decreto fiscale. In sostanza che cosa significa? Significa che le imprese che affidano lavori in appalto da eseguirsi presso le proprie sedi di attività dovranno farsi dare una serie di informazioni e documentazione che attesti il regolare versamento delle ritenute fiscali. Ricordiamoci che la moratoria sulle sanzioni scade il 30 di aprile e quindi questo è un altro degli adempimenti che dobbiamo avere chiaro, restano confermati e non sono stati invece spostati in là. Dicevo poco fa dell'autorizzazione che è arrivata all'Unione Europea per il via libera dei finanziamenti con garanzia da parte dello Stato alle imprese. Le imprese che chiedono finanziamenti devono impegnarsi a gestire i livelli occupazionali tramite accordi sindacali e a investire i soldi che chiedono in attività produttive o per pagare il costo del lavoro o i fornitori in Italia. Sta destando un po' di incertezza e qualche polemica una previsione che è contenuta nel decreto 23, quella che dice che le imprese che chiedono i finanziamenti devono impegnarsi a gestire i livelli occupazionali tramite accordi sindacali. Da più parti si chiede se in questo modo non sia stato introdotto in modo surrettizio un divieto di licenziamenti collettivi o per motivi oggettivi per tutta la durata dei finanziamenti.
La nostra opinione è che non sia un divieto azionabile dai singoli lavoratori, sia tuttavia una condizione per ottenere i finanziamenti con le agevolazioni. Quindi certamente deve essere un impegno delle aziende, da qui però non può derivare o non deriva certamente un diritto azionabile. Deve esserci l'impegno di tutte le aziende che chiedono soldi a gestire i livelli occupazionali con accordi sindacali, poi a questo è condizionato il mantenimento della garanzia. Tutti in banca a distanza. Le procedure di accesso alle banche non richiedono, e in particolare le procedure per l'attivazione dell'anticipo di credito dei 1.400 euro per i lavoratori in cassa, non richiedono più i modelli cartacei presso gli sportelli bancari, semplificato il modulo telematico, abbiamo chiesto a diverse banche se sono pronte. Nella giornata di oggi più di qualcuna, diversamente da venerdì, ha detto di essere pronta a erogare gli anticipi in conto corrente ai lavoratori che faranno la domanda. Questo quindi è importante da ricordare, bisogna che i lavoratori facciano la domanda, ma prima che i lavoratori facciano la domanda, noi aziende dobbiamo presentare all'INPS la domanda per il trattamento dell'integrazione salariale. Solo dopo la presentazione della domanda per il trattamento dell'integrazione salariale il dipendente potrà rivolgersi alla banca per ottenere l'anticipazione del trattamento per un importo, abbiamo detto, è al massimo di 1.400 euro per 9 settimane. Si sta lavorando al decreto di aprile e nel decreto di aprile, che conterrà le misure per il lavoro per il mese di aprile, dopo che il decreto 18 del 2020 aveva previsto tutte le novità per il mese di marzo e l'anticipo, anzi l'estensione della cassa integrazione attraverso le forme della cassa in deroga a tutti quelli che erano esclusi dagli strumenti ordinari. Dicevo, si sta lavorando al decreto di aprile e nel decreto di aprile si dovrebbero introdurre misure per estendere la cassa in deroga anche al lavoro domestico. Il numero dei lavoratori domestici nel nostro paese è di circa 2 milioni di colf e di badanti, di cui circa 860.000 regolari, quindi c'è il grande tema del lavoro sommerso o irregolare. Da quello che si sa, nel decreto di aprile dovrebbe essere estesa la cassa in deroga ai lavoratori domestici regolari, con una procedura di accesso semplificata. Per gli irregolari la strada dovrebbe essere quella del reddito di emergenza o reddito di ultima istanza. Vedremo tuttavia che cosa sarà previsto nel decreto di prossima pubblicazione. Si parla della settimana o comunque primi giorni della settimana prossima per l'approvazione in via definitiva di questo decreto e la pubblicazione in Gazzetta. Sempre nel decreto di aprile, almeno secondo le anticipazioni del Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo, dovrebbero essere estesi anche al FIS gli assegni per il nucleo familiare. Il Ministro del Lavoro ha dichiarato infatti che nel decreto di aprile sarà introdotta una norma per estendere anche ai lavoratori in FIS gli assegni per il nucleo familiare. Vedremo poi se queste stesse regole varranno anche per il fondo dell'artigianato. Probabilmente sì, perché il fondo dell'artigianato si porta dietro la disciplina del FIS. Finalmente un chiarimento, 9 settimane per unità, retromarcia con un po' di stile, riporto qui il pezzo pubblicato oggi sul Sole 24 Ore in cui sul tema 9 settimane per dipendente o 9 settimane per unità si torna indietro e si chiarisce che le 9 settimane sono per unità produttive. Nonostante ogni sforzo apprezzabile, questo è il pezzetto dell'articolo, è necessario presentare una domanda per ogni unità produttiva. Quindi, fine di tutte le incertezze e di tutte quelle informazioni che avevano in qualche modo comunque creato incertezza sulla modalità di calcolo della cassa in deroga, che resta per unità produttiva e non contatori per singolo lavoratore. Altro articolo pubblicato oggi su Sole 24 Ore che merita di essere segnalato è quello che riguarda i dati offerti dall'INPS. Arrivano i soldi sul conto, mettiamoci un po' in domanda, i primi accrediti dei 600 euro per autonomi e professionisti senza cassa, dice l'INPS, saranno accreditati tra il 15 e il 17 di aprile, quindi in questi giorni. Per la cassa
Ai lavoratori per cui non c'è il pagamento diretto in anticipo da parte del datore di lavoro, invece c'è ancora un punto di domanda, perché, come sappiamo, o paga il datore di lavoro anticipando e poi conguagliando, o soltanto le banche potranno anticipare, perché per certo l'INPS non sarà in grado di mantenere la promessa del pagamento entro il 16 di aprile. Domani e dopodomani tornano gli appuntamenti con i webinar, domani 2. Uno è dedicato alle modalità di compilazione delle domande e in particolare di alcuni modelli. Il modello SR41, molti non l'hanno mai compilato, proveremo a esercitarci compilandole insieme a Sergio Turchetto e Valentina Fabruzzo, 2 dei consulenti di studio. Mentre giovedì spazio ai temi della ripresa, sicurezza, privacy e tutte le tutele per il lavoro nelle aziende che stanno ripartendo o che hanno in animo di ripartire, e prima o poi si ripartirà. Sempre domani invece doppio appuntamento, dicevo, perché alle ore 15 ci sarà un appuntamento dedicato ai contenuti che interessano il lavoro nel decreto 10 aprile e nel decreto 23/2020. Tutte le novità per il lavoro, tutte le novità che interessano imprese e lavoratori. Seconda parte, spazio alle storie, 2 storie interessanti dalle riviste di questi ultimi giorni, dai quotidiani di questi ultimi giorni, una particolarmente interessante: Volkswagen, Mercedes, BMW, appello alla Merkel, sostegno all'Italia e alla Spagna, altrimenti non riapriremo. La filiera dell'automotive, senza l'approvvigionamento della componentistica italiana e spagnola, conosciamo tantissime aziende che lavorano in questo settore producendo componenti per il settore dell'automotive per le grandi aziende tedesche. Dicevo, la filiera dell'automotive senza l'approvvigionamento della componentistica italiana e spagnola non può ripartire, e quindi non si possono riaprire le fabbriche e tornare a produrre regolarmente. Questo per dare il senso di come ormai le nostre economie sono interconnesse e le decisioni che si prendono in un paese hanno poi ripercussione anche negli altri paesi. Questo è uno dei punti più importanti che questa grande crisi sta mettendo in evidenza. Altra storia interessante, altra notizia interessante è quella che riguarda Unipol. Carlo Cimpri, AD di Unipol, ha fatto una dichiarazione sorprendente, ma che ci teniamo a rimarcare. Visto che l'Italia e il parco auto sono ferme da circa un mese, abbiamo deciso, dice, di restituire ai 10 milioni di clienti il costo di un mese di polizza RC Auto, per un valore di 300 milioni di euro. Questa è un'altra delle storie positive che ci danno il senso di solidarietà diffusa che c'è in questo momento nel nostro paese. Come sempre, storie come queste le trovate nel nostro magazine laborability.com, dove trovate novità, storie, racconti e uno sguardo sul futuro. A proposito del futuro, a proposito del domani, alcune altre notizie prima di chiudere la puntata e lasciare lo spazio all'intervista. Settore alberghiero. Sono state pubblicate le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per il settore alberghiero. Chi le vuole le può chiedere all'indirizzo emergenza@spolverato.com. Il documento è un documento molto importante perché definisce in modo dettagliato le misure da adottare per assicurarsi che nella ripresa anche gli alberghi siano comunque conformi nel dare sicurezza e garanzie ad ospiti e a chi ci lavora. Quindi definisce le misure da adottare per assicurare la salute e la sicurezza dei dipendenti e degli ospiti delle strutture alberghiere. Finanziamenti alle imprese. SACE ha pubblicato una guida per illustrare come si può ottenere la garanzia sui finanziamenti previsti per le aziende dal decreto legge 23. Anche questa guida è a disposizione al nostro indirizzo emergenza@spolverato.com. Sarà SACE a fornire il supporto operativo per il rilascio della garanzia da parte dello Stato, quindi particolarmente utile, preziosa, anche perché scritta in un modo semplice e comprensibile. Infine, una notizia che guarda alla prossima ripresa. Molte aziende stanno pensando a introdurre misure di sicurezza che prevedono anche screening di massa.
In Italia una delle aziende che offre un programma completo è la Tecnologistics di Lodi, che produce test rapidi che consentono in 10 minuti di accertarsi se il dipendente ha contratto o meno il virus. Nella puntata del webinar di giovedì faremo anche un po' il punto su tutte quelle che sono le aziende che stanno facendo qualcosa di interessante, che stanno preparandosi e come si stanno preparando e che cosa stanno utilizzando per ripartire. Queste sono le notizie della puntata di oggi. Una puntata come sempre ricca di novità che si chiude con che cosa? Intanto ricordandovi l'appuntamento del 6 di ottobre, Agenda 2030, i temi chiavi del lavoro, ne parleremo nelle prossime puntate. E poi introducendo l'intervista di Gianluca Magnani. Eccola qua, Gianluca Magnani, direttore del personale di Fide Farmaceutica. A lui che cosa abbiamo chiesto? Vi ho fatto due domande. Come affronta l'emergenza un'azienda del settore farmaceutico che è in prima linea nel combattere la diffusione del contagio e quali misure ha adottato per sostenere i propri lavoratori mantenendo attiva la produzione in un momento come questo? Quindi si sta lavorando e si sta lavorando in un momento di grande emergenza. A lui la parola, l'intervista è davvero molto interessante, dura 4 minuti, vale la pena seguirla tutti insieme. Mi chiamo Gianluca Magnani e sono il direttore HR Corporate di Fidia Farmaceutici. Abbiamo circa 1300 collaboratori divisi in più paesi nel mondo. La nostra sede è a Abano e ci occupiamo di ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione di farmaci, dispositivi medici e integratori alimentari ad uso umano. Ci siamo trovati nel mezzo della pandemia del Covid-19 dai primi giorni, perché siamo molto vicini al primo comune che fu chiuso a suo tempo, il comune di Vo. Quindi già dalla mattina, dalla notte del giorno in cui furono attivate le prime misure, cominciamo a ragionare su che cosa fare. E devo dire che questa è stata probabilmente la nostra fortuna, perché siamo riusciti a prendere subito le iniziative che hanno evitato la diffusione del contagio e quindi hanno limitato già dai primi momenti i contatti fra le persone, abbiamo lasciato a casa quelli che stavano dintorni del comune di Vo. Quindi in qualche modo siamo stati fortunati perché, essendo partiti subito, abbiamo ridotto drasticamente le occasioni di contatto interpersonale. Cosa abbiamo continuato a fare anche nelle settimane successive, quindi ciò che via via il Ministero, il Governo suggeriva di fare, noi l'avevamo già implementato. Questo nonostante la produzione continua a lavorare a pieno regime. Fortunatamente, essendo una produzione farmaceutica, i nostri prodotti sono prodotti essenziali, quindi la produzione sta lavorando. Abbiamo attuato alcune misure anche qui in alcune aree dove c'era un rischio di contatto e dove non sono previste particolari DPI in modo tale che non ci fosse contatto fra le persone. Però detto questo, problemi non ce ne sono stati, qui la produzione gira regolarmente. I collaboratori interni sono praticamente tutti in smart work, anche io faccio un po' di smart work, nel senso che mi alterno con i colleghi in modo tale da garantire una presenza di HR, tipo stamattina c'è lo Spisal, quindi qualcuno ci deve essere anche di noi, ma ad ogni buon conto il 95% delle persone lavorano ormai da remoto. Abbiamo provato anche a attuare iniziative che cercassero di venire incontro ai problemi che potrebbero manifestarsi, quindi a parte l'assicurazione contro il Covid-19 già fatto anche da altre aziende, abbiamo adottato la cassa integrazione, ma abbiamo previsto fin dall'inizio un'integrazione a favore di coloro per i quali venisse applicata, quindi di fatto viene garantita parità di retribuzione rispetto alla retribuzione spettante senza la cassa integrazione. Abbiamo deciso di anticipare anche il premio di partecipazione a tutti i collaboratori, almeno una parte, in modo tale da cercare di ridurre l'impatto di eventuali liquidità assente di famiglia, o per far fronte ai bisogni che derivano anche dall'affrontare questa particolare situazione. E abbiamo lavorato in questo modo anche nei confronti degli agenti monomandatari, perché non dimentichiamoci che forse queste sono le categorie maggiormente impattate. Siamo ottimisti, nel senso che finora i risultati erano stati buoni. Vediamo cosa succederà nei prossimi mesi. Certamente ci sarà da ripartire, però siamo convinti che, come spesso accade, si riparte da dove
abbiamo lasciato, ma spesso si riparte da un gradino superiore. C'era un post-it molto carino comparso in questi giorni in cui chi è che ha maggiormente contribuito alla digitalizzazione della tua azienda, e la risposta è il CEO, il CFO o il Covid-19. Beh, sicuramente è stato il Covid-19, ma non solo per questo. Quindi è sicuramente per tutti noi un'occasione di grande apprendimento e sicuramente ci porterà a un livello superiore rispetto a quello in cui eravamo in questo momento. Grazie a tutti e buon lavoro.